Beh, c'è un unico candidato perché sono terminati i tempi per la presentazione delle candidature, quindi abbiamo un unico candidato a segretario nazionale, Gian Antonio D'Arè, quindi quando auspicavamo nei vari congressi provinciali di avere un'unica candidatura sia nei congressi provinciali che nel congresso nazionale, questo si è avverato. La Liga si ricompatta su Tony D'Arè e lo farà domenica a Verona per il congresso nazionale dopo la segreteria Tosi e il commissariamento Dozzo. Un ritorno ai trevigiani e alla linea di Giampaolo Gobbo, volto storico della Liga. D'Arè al momento non si esprime, ma è chiara la volontà di gestire il partito con il segretario federale Matteo Salvini. D'Arè parte con numeri importanti dalla base veneta. Abbiamo aumentato di 3.000 il numero di 3.000 soci sostenitori in più di quello che avevamo nell'anno scorso. Questo vuol dire che prima qualcuno teneva i cordoni stretti. Noi abbiamo liberato e abbiamo visto che tantissima gente è arrivata al nostro movimento. Numeri nuovi dove la marca si assume oneri e onori di un nuovo percorso. Ci siamo costruiti in questi anni un'immagine di Lega Trevigiana come Lega affidabile e quindi Tony D'Arè è espressione di questo, come lo è stato il commissario Giampaolo Dozzo che ha traghettato e ha rasserenato il movimento a livello veneto in questo ultimo anno. Liga che non vuol sentir parlare di rientri dai transfughi di Tosi. Il rientro sarebbe una cosa alquanto ardua. Nomi e numeri che comunque hanno lasciato il sindaco di Verona dopo la deriva renziana e che per questo starebbero tentando l'attracco verso altre realtà di centrodestra. Forse per questo Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia è in zona per una politica di marca che continua a riservare sorprese.